Si è svolto ad Agrigento presso l'ospedale San Giovanni di Dio alla sala conferenze un corso di aggiornamento su diabetologia ed endocrinologia pediatrica, qualificati gli interventi da parte di esperti che hanno affrontato tematiche relative alla sindrome adrenogenitale, all'ipotiroidismo, all'irsutismo, alla pubertà precoce. Quindi la dottoressa Cardella si è intrattenuta su diabete e obesità e iperinsulinismo in età pediatrica. Il corso ha dato diritto a dei punteggi crediti per la formazione professionale e ha coinciso con i 6 anni dall'inaugurazione della diabetologia pediatrica di Agrigento nel reparto diretto dal dottor Giuseppe Gramaglia. Diciamo che celebriamo la ricorrenza del 6° anno dell'inaugurazione della diabetologia pediatrica. Ho pensato di inaugurarlo, ma nello stesso tempo avere un momento di formazione e di informazione su problematiche abbastanza frequenti nel nostro periodo per quanto riguarda l'epidemiologia del diabete. Nel 2012 abbiamo creato questo ambulatorio, era presente la dottoressa Cardella che è qua accanto a me, lo abbiamo sviluppato, l'abbiamo sviscerato, l'abbiamo praticamente uscito fuori un ambulatorio abbastanza professionalmente valido, tant'è che quest'anno abbiamo inaugurato che seguiamo circa 100 bambini diabetici. Il fatto positivo di questa situazione qual è? Che sono finiti i viaggi della speranza, abbiamo la possibilità di non entrare in crisi con l'esordio del bambino diabetico perché la chetoacidosi ormai ce la trattiamo qua, mentre prima eravamo costretti a portarla immediatamente a Palermo. I nostri 2 dirigenti medici, la dottoressa Piera Buccarino e la dottoressa Claudia Albino, sono professionalmente validi anche perché si sono formati in territori extraregionali, a Verona e al Bambin Gesù di Roma. Possiamo dire di aver regalato alla nostra cittadinanza un servizio di alto profilo che negli anni a venire speriamo ancora di elevarlo qualitativamente. Allora, io questa struttura la conosco molto bene, con il dottore Gramaglia ci conosciamo da sempre, anche lui si è formato alla scuola di Palermo, quindi possiamo dirlo, così come le 2 colleghe che sono di alto profilo, provengono dalla clinica pediatrica di Palermo, che sulla diabetologia ha investito tanto per tanti anni, devo dire con la soddisfazione di avere creato dei percorsi condivisi con i colleghi di altre unità operative e con la possibilità di gestire anche al di fuori della nostra unità operativa sia le emergenze che le eventuali problematiche intercorrenti. Quando ci sono problemi ci sentiamo sempre, sono felice di aver iniziato questo percorso con il dottore Gramaglia e con le sue colleghe, dottoressa Buscarino, dottoressa Albino, che con me hanno fatto la tesi dei master di cui parlava prima il dottore. Credo che si possa solo crescere e che la cosa importante sia volerlo fare per l'amore che abbiamo nei confronti dei nostri bambini. Il mio contributo è stato all'analisi di condizioni abbastanza poco frequenti che riguardano l'irsutismo dell'adolescente. Che comunque sono condizioni che vanno prevenute e vanno anche curate se necessario, ed è una condizione che qui in questa unità operativa stanno cominciando ad affrontare, perché da un punto di vista organizzativo e da un punto di vista laboratoristico l'ospedale di Agrigento è assolutamente completo per quanto riguarda una diagnostica ormonale. Allora, il mio intervento è focalizzato su 2 argomenti principali. Uno è l'utilizzo delle tecnologie nel bambino con diabete tipo 1. Il diabete tipo 1 è aumentata l'incidenza in età pediatrica e questi bambini hanno necessità di somministrare l'insulina per via sottocutanea anche attraverso multiple punture giornaliere, 4-5 punture sottocutanee di insulina. Si è sempre più diffuso l'utilizzo dei microinfusori, che sono dei dispositivi che sono collegati al corpo del paziente attraverso un cateterino, o addirittura esistono delle patch pump direttamente collegate al corpo del paziente senza tubi, che consentono di somministrare l'insulina in infusione sottocutanea continua e quindi riducono enormemente il numero di somministrazioni di insulina per via iniettiva attraverso le punture. Questo adesso ha la possibilità, questa terapia, di integrarsi attraverso l'utilizzo dei cosiddetti sensori del glucosio, che misurano anche loro in continuo la glicemia nel bambino.